Un elicottero che volava basso tra le case sulla zona della Fossetta, accompagnato dall'ululato delle sirene spiegate poco dopo le 8 di questa mattina, ha fatto capire l'urgenza dell'intervento a cui era stato chiamato. Infatti, un operaio di una ditta che operava in un cantiere del quartiere è caduto, procurandosi un importante trauma al volto. Immediato l'intervento di ambulanza e automedica, a cui è seguito l'elisoccorso. L'uomo, un cinquantenne originario di Piove di Sacco, è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo con l'elicottero all'ospedale All'Angelo di Mestre. Non è in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente non è nota e all'arrivo dei soccorsi non è stata dichiarata. Questa mattina, verso le 7:30, due fratelli ormai noti a tutti, oltre che alle forze dell'ordine, hanno tenuto in scacco una comunità ricorrendosi e cercando di prendersi a sprangate a suon di tubi innocenti in una fondamenta a Rivavena trafficata di residenti e di turisti. Tanto ci stanno mettendo a risollevare la nomea della riva aprendo attività, organizzando eventi, ma niente sembra che si possa fare con questi due dal cervello probabilmente cotto per cause ben note. Una parte dei residenti non ci sta più e chiama a soccorso le forze dell'ordine, ma una parte si nasconde per paura di ritorsioni senza capire che nascondersi è la cosa più inutile che si possa fare. Si tratta di una famiglia in cui per la madre rappresenta un vanto che i figli sappiano menare le mani, un nucleo familiare che si sta provando a togliere dal quartiere sperando che altrove non possa più nuocere. Il fatto è che dove dovrebbero andare sembrano stiano già raccogliendo le firme perché non li vogliono a contaminare la zona. Servirebbero più forze dell'ordine a fare controlli mirati, almeno nelle ore più calde che i residenti sembrano conoscere, ma perché qualcuno intervenga i fatti devono essere denunciati. In questa escalation e la lotta tra fratelli a suon di spranghe non si vorrebbe mai che rimanesse coinvolto prima o poi un passante. La classe quinta D della scuola primaria Bruno Caccin presenterà il giorno 26 maggio prossimo lo spettacolo Romeo e Giulietta, il nostro Shakespeare in Love. Lo spettacolo sarà al Teatro Don Bosco a partire dalle ore 18. 26 maggio. Ieri i responsabili di Gebis e Cisa Camping, in un incontro richiesto al Genio Civile del Veneto alla presenza dell'assessore al demanio turistico Serena De Perini e della dirigente Daniela Ballarin, hanno chiesto ripascimenti per i tratti meridionali dei litorali di Isola Verde e di Sottomarina e correttivi per rendere finalmente efficiente la diga soffolta. Negli anni il litorale ha cambiato la sua morfologia, alcune zone, soprattutto verso le dighe, hanno subito forti ripascimenti, altre hanno subito erosioni. È stato quindi chiesto che le aree vengano ripristinate e sia trovata la disponibilità del Genio Civile. Da ottobre partirà un intervento di ripascimento, afferma Gianni Boscolo Moretto, presidente di Gebis, che sostiene l'importanza della presenza dell'amministrazione comunale. Luciano Serafini di Cisa Camping solleva il problema della diga soffolta che non adempie al suo compito in modo ottimale e del cui collaudo sia ancora all'oscuro. Bisogna verificare questo passaggio, nel caso collaudarla e poi fare gli interventi necessari per modificarla. Massima disponibilità al confronto anche da parte dell'amministrazione comunale.
Abbiamo colto subito l'occasione di questo incontro per dimostrare ancora una volta quanto l'amministrazione si avvicina agli operatori balneari, spiega l'assessore De Perini. Sul tema dei ripascimenti, proprio grazie ai rilievi batimetrici in possesso, che vedranno continui monitoraggi, confidiamo in una sinergia tra ente e genio civile, affinché gli interventi possano vedere protagoniste le aree più in crisi del nostro litorale. Riaprire un dialogo anche sulla questione della diga soffolta è importante per le categorie coinvolte. Attendiamo quindi settembre con un nuovo confronto. Il giorno 11 maggio si terranno i funerali del piccolo Francesco Pascetta di soli 6 anni, deceduto per cause legate probabilmente al Covid. La chiesa in cui si svolgeranno le esequie sarà la chiesa della Madonna della Neve a Conche di Codevigo, alle ore 10. Un momento di preghiera si terrà martedì 10, domani, alle ore 20:30 sempre in chiesa. La famiglia raccomanda non fiori, ma che si partecipi all'iniziativa proposta da un parrocchiano e fatta propria da Don Massimo Fasolo, che le ha dato il giusto risalto. Gli IBAN in cui fare gli eventuali versamenti li trovate sulla pagina Facebook di Don Massimo. Il nostro cordoglio alla famiglia.